operativi al 100% gli impianti sciistici delle Dolomiti ripristinati in tempi record dopo l'ondata di maltempo battutasi sul Bellunese, venerdì l'apertura delle prime località. A quasi un mese dal disastro il presidente della provincia di Belluno fa il punto della situazione, danni enormi e l'incubo alberi, ci stiamo alzando dice, ma a Roma non pensino che non abbiamo bisogno di aiuto. Il governatore Veneto a Tokyo assieme al CONI, domani all'Albero Italiano la presentazione ufficiale della candidatura di Cortina Milano 2026 al Comitato Olimpico Internazionale. Accoltellamento in pieno giorno a Mestre, uomo aggredito davanti alla gente che aspettava l'autobus, sconvolti i residenti. Momenti di paura in un albergo di Montegrotto Terme, raid di 3 rapinatori dipendenti a un cliente bloccati e legati, ma il colpo si è concluso senza riuscire a svuotare la cassaforte. Baby gang in un negozio del centro di Treviso per rubare, ma il sindaco e 2 assessori che si trovavano in zona intervengono per bloccare il gruppo. Inaugurato in un parco nel Trevigiano uno spazio dedicato al fair play e alla gentilezza, litigi e dispetti banditi con tanto di decalogo di comportamento. Per i spettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali si apre parlando della montagna che si rialza, la montagna che venerdì vede partire la stagione invernale sulle Dolomiti, impianti sciistici ripristinati a tempo di record dopo l'ondata di maltempo che quasi un mese fa ormai si è abbattuta sulla montagna, tutti operativi al 100% gli impianti e quindi l'appello è quello di venire sulle Dolomiti. Nonostante l'alluvione, la stagione sciistica sulle Dolomiti partirà regolarmente, con l'apertura di Faloria e Cinque Torri a Cortina il 30 novembre, degli impianti di Arabba il 1 dicembre, di quelli del Sella Ronda il 6 e di tutti gli altri comprensori il giorno successivo. I veneti sono forti e i bellunesi anche, e la dimostrazione di appunto forza che è stata data è incredibile. Avevamo detto che volevamo riaprire gli impianti in tempo per la stagione invernale e questo avverrà. Gli impianti, informano i gestori, non hanno subito danni come i territori di Bassa Valle. La prima stima è comunque di più di 2 milioni di euro, anche se in primavera le cifre aumenteranno per mettere in sicurezza le piste. L'emergenza in ogni caso è stata superata grazie a un mese di lavoro ininterrotto, si apre senza ritardi e in condizioni normali. Ovviamente è importante che arrivi il freddo perché altrimenti non si può sparare, ma questo è un altro discorso che vale ogni anno. Ma le piste sono a posto, gli impianti funzionano e quindi il segnale che vogliamo mandare è quello di una stagione che può iniziare tranquillamente, quindi che non ci siano remore da questo punto di vista di non venire nei nostri territori perché ci si aspetta un paesaggio lunare, non è così. Tra le novità di quest'anno l'avvio invernale del progetto Venezia Dolomiti, già sperimentato durante l'estate. Ai turisti internazionali vengono proposti pacchetti che uniscono le bellezze della laguna a quelle delle vette del Bellunese e un biglietto unico per collegare la città d'acqua alla montagna. Con forza l'appello che faccio come assessore al turismo è quello di chiedere ai veneti di fare uno sforzo, di venire a sciare nei nostri territori, nel nostro Bellunese che sarà aperto completamente, le piste da sci saranno aperte e quindi il più grande messaggio che possono mandare è quello di venire a sciare nei nostri territori, solo così si può anche aiutare la ripresa. Avete visto nel servizio alla presenza di oggi a Venezia c'era anche il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, che ha quasi un mese dal disastro, ormai fa il punto della situazione e comunque conferma che i danni sono tanti e c'è ancora da gestire tutta la partita degli alberi. E allora dice con un messaggio rivolto soprattutto a Roma: è vero, ci stiamo rialzando, i veneti sono forti, ma a Roma non pensino per questo che non abbiamo bisogno di aiuto. Dagli ambienti romani c'è questa voce che sta circolando. Ambienti romani e Veneto. Il presidente della provincia di Belluno lo dice chiaramente nel giorno in cui si presenta la stagione sciistica sulle Dolomiti che parte regolarmente venerdì, simbolo della montagna che si rialza. Qualcuno a Roma vede che i veneti in un mese si sono rimboccati le maniche, allora perché sbrigarsi ad aiutarli? Il rischio paradossale c'è, ammette Roberto Padrin, e sembrano riecheggiare le parole del Presidente del Senato quando visitò la montagna devastata. Qui c'è un popolo veneto, la nostra gente, che è davvero incommiabile, non piange, lavora, si dà da fare, ma questo non può e non deve essere un alibi
perché non ci siano poi sussidi forti da parte dello Stato. Quasi un mese dal disastro e seppur bravi e ammirevoli, i veneti, soprattutto quelli della montagna, hanno ancora estremo bisogno di aiuto. I danni si stanno quantificando, sono enormi, ingenti, soprattutto anche perché vanno a riguardare alcuni che sono i servizi primari, quindi la viabilità, la rete elettrica. Saranno investimenti importanti che dovranno essere fatti, oltre a tutto quello che riguarda i comuni. Nei paesi si ricostruisce, si cancellano progressivamente i segni della devastazione, ma nella diversità di scenari, a quasi 30 giorni da quel 29 ottobre, ce n'è ancora uno da affrontare, quello più difficile, quello degli alberi. Lì dovranno essere prese delle decisioni importanti, secondo me condivise, perché il quantitativo è talmente ingente che comporterà veramente di fare grandissima attenzione. Stiamo studiando delle soluzioni, magari anche guardando a chi ci sta vicino, che può aiutarci in questo percorso che per me è molto importante. Dobbiamo riuscire ad arrivare in estate con aver già risolto in gran parte il problema. La montagna dunque le due facce, abbiamo visto la ripresa ma con tanto bisogno ancora di aiuto, e poi la stagione sciistica. E a proposito di stagioni invernali, a proposito di sport invernali, Cortina Milano 2026, il sogno che si avvicina, il governatore Luca Zaia è a Tokyo in queste ore, ieri è partito proprio la volta di Tokyo e si trova in queste ore assieme al presidente del CONI Giovanni Malagò e al sindaco di Milano Beppe Sala, come ha postato poi anche nel suo profilo Facebook con alcune foto, in attesa della giornata di domani, quando in Italia saranno passate da poco le 6 del mattino. Infatti all'assemblea dei comitati olimpici a Tokyo la coppia Cortina Milano presenterà ufficialmente al mondo la speranza italiana di organizzare le Olimpiadi invernali 2026. 20 minuti di focus attraverso i discorsi del presidente del CONI Malagò, del sindaco di Milano Sala e del governatore del Veneto Luca Zaia, ma anche della plurimedagliata olimpica azzurra Arianna Fontana, per cominciare a formare negli 87 membri del CIO che a giugno saranno chiamate alla designazione nel ballottaggio con l'altra candidata a Stoccolma, una valutazione positiva. In più, nella narrazione italiana programmata per domani mattina è previsto lo show di un filmato inedito e la ufficializzazione di un logo che inevitabilmente cita il Duomo da una parte e le Alpi dall'altro, in un contesto montano cromaticamente tricolore. Vedremo domani allora come sarà questo logo particolare della candidatura di Cortina Milano. Alle 6, ora italiana, la presentazione ufficiale. Intanto c'è un altro fronte per il governatore Zaia, non solo quello delle Olimpiadi ovviamente, ma anche quello dell'autonomia. Ieri la lettera partita per il pressing sul Premier Conte, che ha risposto prendendo tempo. Autonomia, tempi rapidi e certi, chiedono i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna al governo, ma il Premier prende tempo. Dopo l'invio ieri della lettera congiunta di Zaia, Fontana e Bonaccini a Conte, il primo ministro, al quale Fontana, approfittando di un incontro, ha anticipato a mano la missiva, ha risposto rinviando, e all'esplicita richiesta di esaminare la questione nella prima seduta del Consiglio dei Ministri, cioè oggi, ha detto: ci siamo riservati di approfondire quanto prima questa cosa, senza fissare date, ma senza chiudere le porte. L'autonomia è un dossier all'attenzione del governo, ci siamo riservati di approfondire quanto prima questa cosa, ha detto il Premier. Sicuramente stiamo con i vari ministri nell'ambito delle rispettive competenze, valutando quelle che sono le diverse materie, perché occorre definire un perimetro tra competenze statali o regionali che ci consenta poi a tutto il sistema Italia di poter far funzionare, di poter perseguire gli interventi che occorrono, ha concluso Conte. Non proprio quel via libera che i veneti si attendono. A ribadire le promesse è il vice premier Matteo Salvini, che a suo tempo aveva detto entro l'autunno. E siccome l'autunno, calendario alla mano, finisce il 20 dicembre, ci sono ancora 3 settimane di tempo e Salvini si è impegnato a portare la questione in Consiglio dei Ministri prima dell'inizio dell'inverno. A proposito di Salvini, intanto sono pesantissime le parole del vicentino, ex tesoriere della Lega Stefano Stefani, che si difende chiarendo la sua posizione rispetto al boom di spese del partito. Parliamo dei fondi della Lega al centro delle indagini della magistratura, che ieri ha confermato la confisca dei beni per 49 milioni. Stefani era tesoriere ai tempi della segreteria di Roberto Maroni e successore di Belsito. Al giornale online TPI Stefani ha raccontato in questa intervista, in una terza puntata di un'inchiesta sul tema, parte dei 40 milioni rimasti in cassa dopo le dimissioni di Bossi sarebbero stati spesi in modo ingiustificato, ha spiegato l'ex tesoriere,
assumendo appunto costosissimi professionisti esterni, finanziando campagne elettorali. Fece presente più volte, ha detto in queste parole Stefani, a Maroni e Salvini, che si stava spendendo troppo e troppo in fretta, ma nessuno all'interno del Consiglio federale si oppose a questa politica, parole di fuoco da parte dell'ex tesoriere, il vicentino Stefano Stefani. Adesso la cronaca con l'accoltellamento che in pieno giorno ha sconvolto i residenti della zona di via Carducci a Mestre. C'è qualcosa ormai che si ha paura di tutto, perché succede di tutto e bisogna avere la forza di uscire lo stesso. Non so cosa pensare, perché sto mondo proprio sta andando a rotoli per conto mio. C'è troppa delinquenza in giro. Furti, di tutto si sente proprio. Già comincia a imbrunire che si rimane in casa proprio. No, si può girare. A parte che in qualsiasi momento può capitare, perché anche in autobus ti portano via il portafoglio, ma proprio sotto gli occhi te la fanno. Sembra impossibile. Basiti molti cittadini, soprattutto anziani, all'indomani dell'accoltellamento a un ragazzo di origine nordafricana alla fermata dell'autobus di via Carducci a Mestre, avvenuto lunedì poco dopo le 14. Un'aggressione in piena regola su cui ora sta indagando la polizia e che secondo una prima ricostruzione ha una dinamica chiara. Il giovane nordafricano è sceso in via Cappuccina ed è stato inseguito e rincorso lungo via Carducci, dove poi è stato accoltellato sotto gli occhi attoniti delle persone che aspettavano l'autobus. Gli aggressori erano in due, uno sulla ventina, l'altro tra i 50 e i 60 anni, e gli hanno intimato "dacci la roba". Il ragazzo, che in quel momento stava tornando dalla questura per il rinnovo del permesso di soggiorno, ha alzato le braccia dicendo di non essere uno spacciatore. Sembra infatti non avere idea del perché la coppia abbia puntato proprio lui, eppure erano convinti. Una volta bloccato in via Carducci hanno estratto un coltello con una lama di 40 centimetri, cercando di pugnalarlo al petto e all'addome, ma lui è riuscito ad afferrare la lama con le mani, mentre chi assisteva alla scena chiamava la polizia. A quel punto i due si sono dati alla fuga. La vittima non è in pericolo di vita, ma i tagli sulle mani erano molto profondi. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. A Montegrotto Terme invece momenti di vero terrore per i dipendenti e un cliente di un albergo dopo l'assalto di 3 banditi. Un ingresso deciso, 3 uomini, forse dell'Est Europa, con borsoni e cappuccio in testa, in un albergo di Montegrotto, in questo periodo aperto solo la sera per ospitare un corso di nuoto. Erano da poco passate le 21. Il terzetto ha immobilizzato il portiere legandogli i polsi. Vogliono la cassaforte. L'arrivo della titolare dell'hotel e di una sua conoscente non li fa desistere. Anche le 2 donne vengono legate. Nel frattempo arriva una quarta persona che subisce lo stesso trattamento, ma oramai ai malviventi, peraltro descritti come garbati, è chiaro che nell'albergo c'è troppo movimento. Arraffati i portafogli, 3 si dileguano con un bottino di poche centinaia di euro, abbandonando i borsoni dentro i quali sono stati trovati arnesi da scasso. Ancora furti come quelli messi a segno nei giorni della festività della Madonna della Salute in terraferma a Mestre. La festa per la Madonna della Salute a Mestre è stata rovinata da furti e atti di vandalismo notturni, come denuncia uno degli organizzatori. Noi nei 4 giorni abbiamo fatto attività appunto per la Madonna della Salute dalle 9 del mattino fino alle 18-19, dopodiché abbiamo sistemato un po'. Praticamente noi avevamo anche una guardiania che però iniziava dalle 11 della sera fino alle 6 del mattino. In quel lasso di tempo che noi non c'eravamo appunto sul posto, dalle 9 alle 11 questi signori hanno fatto, anche con l'aiuto del tempo che non era certo il massimo, infatti pioveva, era un tempo abbastanza brutto, hanno scavalcato la recinzione che è abbastanza bassa, qui l'illuminazione è un po' così e così, non ci sono telecamere per ovvi motivi, e praticamente hanno fatto di tutto, addirittura hanno rubato qui nell'antistante via Spalti, hanno rubato tutte le prese per l'illuminazione di tutti i banchetti. Stiamo quantificando il valore appunto di tutte queste cose, all'incirca un valore di 1.500 euro. I residenti non hanno intenzione di mollare la presa dopo aver fatto tanto lavoro per riqualificare il parco di via Torre Belfredo, organizzando iniziative di vario genere per tenere lontani i criminali. E ora c'è un'altra azione da mettere in campo. Togliere i giochi in fondo qui al parco, che sono proprio un covo un ricettacolo di malintenzionati
malintenzionati perché è molto defilato. Per fortuna la struttura nel tempo si è deteriorata e perciò è anche proprio insicura per il transito e per i giochi di bambini, perciò molto probabilmente verrà eliminata e verranno aggiunte delle altalene, spero al più presto. Questa struttura si è un pochino deteriorata e così abbiamo l'occasione di eliminarla e di mettere dei giochi più appropriati, non certo una casetta dove i malintenzionati, appunto, come ripeto, fanno covo. Quello dei furti è una spina nel fianco di molti amministratori, molti sindaci. Capita che a qualcuno di loro capiti l'occasione di prendere provvedimenti personalmente, come è accaduto ieri pomeriggio a Treviso. In tre in un negozio del centro a dar manforte alle commesse e alle prese con una banda di ragazzini evidentemente intenzionata a commettere dei furtarelli. A intervenire nel tardo pomeriggio di ieri di fronte alla loggia dei Cavalieri non dei cittadini qualsiasi, ma il sindaco Conte e 2 assessori, Manera e Schiavon. Un intervento che avrei preferito non fare, ma tra l'altro sono intervenuti in realtà la polizia municipale chiamati da noi perché purtroppo queste famose baby gang si sono rese protagoniste di un furto e comunque hanno disturbato all'interno di un negozio proprio vicino alla loggia dei Cavalieri. Questi atteggiamenti noi non vogliamo in alcun modo accettarli, siamo intervenuti in prima persona chiamando le forze dell'ordine e facendo in modo che venissero riconosciuti. Purtroppo credo che siano anche riusciti nel portare via un po' di refurtiva, ma sono stati video ripresi dalle nostre videocamere di sorveglianza. Una decina, dice il sindaco, i ragazzini coinvolti in una zona, quella tra i battuti e la loggia, già problematica per questo genere di fenomeni. La polizia locale ha identificato i presenti e sta cercando di risalire al ladruncolo. L'appello però io che continuo a fare è ai genitori di controllare quello che i propri ragazzi, perché questi erano ragazzini dai 13 ai 15 anni, fanno durante la giornata, perché non è possibile che passino le loro ore del pomeriggio a fare furti o a disturbare coloro che stanno lavorando, perché nei giorni precedenti erano riusciti a disturbare anche coloro che stavano allestendo la loggia. Furti e spaccio, i reati più comuni tra il centro e l'area verso la stazione, tanto che proprio Conte ha annunciato la volontà di installare delle telecamere di videosorveglianza in via Pescatori, zona franca, secondo baristi e commercianti, per i pusher. Ma non chiamatelo sindaco sceriffo. Di sceriffo ce n'è solo uno ed è Giancarlo Gentilini. Io non credo di meritarmi tanto, semplicemente però voglio che nella nostra città si rispetti le regole, le leggi e la buona educazione tra persone, e quindi questo tipo di atteggiamenti non abbiamo alcuna intenzione di tollerarli e quindi con gli strumenti che abbiamo a disposizione faremo di tutto per combatterli. Dopo la chiusura senza sentenza del ricorso di Silvio Berlusconi alla Corte Europea dei Diritti Umani, il legale dell'ex premier Andrea Saccucci ricorda come di fronte allo stesso Tribunale di Strasburgo sia ancora in piedi il procedimento presentato dall'ex governatore veneto Giancarlo Galan, oggetto della contestazione sempre la legge Severino, in ragione della quale la Camera dei Deputati votò nel 2016 la decadenza di Galan dal suo mandato di deputato in seguito alla vicenda del Mose. Secondo Saccucci, il ricorso di Berlusconi poteva essere chiuso proprio perché, grazie agli altri 2 casi ancora in piedi, la Corte non avrebbe perso in ogni caso l'opportunità di esaminare la questione in futuro. Resta dunque da vedere come la decisione di oggi si rifletterà sulla vicenda dell'ex governatore del Veneto Galan. Adesso la sanità, torniamo a parlare del batterio Chimera con l'ULSS Vicentina che ha approntato un vademecum per i medici. Attenzione al batterio killer, l'ULSS 8 dirama un vademecum per tutti i medici di base per far fronte alle infezioni causate dal batterio Chimera. Nel vademecum viene ricordato ai professionisti che le manifestazioni cliniche sono diverse. In base a quanto risulta oggi, l'infezione viene acquisita durante l'intervento cardiochirurgico con l'utilizzo della circolazione extracorporea. Così viene chiesto ai medici di verificare nei loro pazienti eventuali sintomi dell'infezione, segnalando i casi sospetti, scrivendo a un apposito indirizzo di posta elettronica dell'azienda sociosanitaria per una presa diretta in carico da parte dell'ULSS. Intanto, mentre il Ministero della Salute approfondisce date e dati, spuntano nuovi casi da tutta Italia. A ogni modo la possibilità di contrarre l'infezione è statisticamente molto ridotta. La Regione sta ultimando il monitoraggio che finora avrebbe accertato in Veneto 18 infettati e 6 decessi, di cui 4 presunti a Vicenza. In tutto il mondo i morti sarebbero 185, di cui 10 in Italia. Se siete arrabbiati dovete sbollire la rabbia, c'è un parco che fa per voi nel Trevigiano, lo vediamo dopo la pubblicità.
Rieccoci in studio in diretta tra il Giornale del Veneto a Ponzano, Veneto, dunque per conoscere il Parco della Gentilezza. Io il 22, perciò ci facciamo gli auguri. Una stretta di mano ed un sorriso nel luogo più adatto ad ospitare tali gesti, vale a dire nell'angolo del Fair Play, ufficialmente istituito con tanto di apposita targa dal comune di Ponzano Veneto, tanto che questo parco può essere ribattezzato a tutti gli effetti come Parco della Gentilezza. Qui litigi, sgambetti, insulti, dispetti e aggressioni verbali sono banditi ed il decalogo dei comportamenti auspicabili per essere di bravi cittadini è messo nero su bianco, perché, come dicono da sempre i saggi, scripta manent e un promemoria può essere sempre utile per riflettere, magari nel corso di una passeggiata per sedare la rabbia dopo una lite o una discussione più accesa del dovuto. Questo è semplicemente un modo per dire alla gente: tante volte fermiamoci, riflettiamo, ragioniamo, prendiamo un bel respiro giustamente e poi agiamo o scriviamo. D'altronde qui a Ponzano ci credono così tanto che già da qualche anno esiste un apposito assessorato al fair play, tra i primi in Italia, e questo angolo consacrato alla civile gentilezza è in un punto strategico, a 2 passi da quella villa chiamata, manco a dirlo, Serena, che ospita la sede municipale e il consiglio comunale, luogo per definizione di confronti e accese discussioni. Quando si va contro quelle che sono le idee degli altri, diremo, ecco, l'interessante è esporle in maniera tranquilla, senza arrivare a offese. Nell'era dell'insulto facile e dei pugni sferrati a colpi di tastiera sui social, non è poi così fuori luogo ripetere quel che sembra ovvio: rispettare tutti, anche se hanno idee diverse dalle mie, recita il punto 2 del decalogo, perché il fair play, concetto che nasce dal mondo dello sport, deve essere applicato anche nel quotidiano. Concetto benedetto anche dal signor Paolo, trevigiano di nascita ma da una vita residente a Londra e con un passato nel rugby, di ritorno nella Marca natia per una visita a parenti. Fantastico, fantastico, perché io sono un ex benetoniano anche, per cui fantastico. Un'eccellenza gastronomica del nostro territorio conquista ben 5 medaglie mondiali, vediamo. Sono stati ben 5 i riconoscimenti ottenuti dal caseificio San Rocco di Tezze sul Brenta nel Vicentino al World Cheese Awards, la più importante competizione al mondo dedicata ai formaggi. Competizione che quest'anno ha avuto luogo nella città di Bergen, in Norvegia. Al concorso partecipano oltre 3.000 formaggi provenienti da tutto il mondo, sottoposti al giudizio di 500 tra i palati più esigenti. Critici gastronomici, gourmet, cuochi, ristoratori, produttori ed una moltitudine di scrittori e giornalisti del cibo che in un assaggio alla cieca assegnano dei punteggi scegliendo i prodotti da premiare. In questa edizione 2018-2019 il caseificio San Rocco ha ottenuto un riconoscimento per ogni formaggio portato in gara. La medaglia più pregiata, il Super Gold, è arrivata per l'Asiago Fresco DOP e i 2 ori li hanno ottenuti anche il Collina Veneta 12 mesi e il Grana Padano Riserva. A completare il lungo elenco di successi l'argento del formaggio San Rocco e il bronzo del Collina Veneta 18 mesi. Prodotti perfetti dunque a giudizio degli esperti da gustare da soli o da inserire in qualche ricetta come nei prossimi menù per i pranzi di Natale. In sostanza il caseificio di Tezze si conferma un'eccellenza del nostro territorio in cui qualità e gusto sono garantite tutto l'anno. Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega, e Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, questa sera 20:10 con Ferdinando Avarino per parlare del cave e i sequestri di rifiuti pericolosi tra Paese e Noale, l'inchiesta che scotta in Veneto. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sulle nostre regioni, torna dunque il bel tempo. Sul Veneto migliora rispetto ai giorni scorsi, quando le piogge e il cielo grigio sono stati protagonisti. Sarà infatti più asciutto e via via anche maggiormente soleggiato, un po' su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in calo con minime tra lo 0 e i 4 gradi. Massime comprese invece tra 7 e 10 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla nostra regione infatti il sole farà da padrone, il cielo sarà sereno quasi ovunque. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota.
Temperature in diminuzione, minime tra lo 0 e 1 grado. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 9 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia con qualche foschia o nebbia sui settori di confine nella prima parte della giornata, poi in dissolvimento entro il pomeriggio, sempre soleggiato altrove. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime comprese invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.